Buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con lo sciopero indetto da alcune sigle sindacali oggi a Malpensa. Pesanti i disagi. Sentiamo com'è andata in questo servizio di Paola Grimaldi. Anche se la situazione è stata tamponata e gestita con efficienza dalle compagnie aeree, sono stati comunque diversi disagi per i passeggeri di Malpensa oggi 4 giugno. A causa dello sciopero indetto da diverse sigle sindacali, sono stati infatti circa 200 i voli cancellati in partenza e in arrivo e decine di aerei hanno subito dei ritardi allo scalo della Brughiera. L'astensione dal lavoro in programma a livello nazionale ha coinvolto i dipendenti dei servizi di terra e il personale di alcune compagnie aeree che hanno voluto protestare per un rinnovo del contratto nazionale del lavoro scaduto dal 2017 e che non ha tuttora tenuto conto di nessun aumento salariale e per le condizioni contrattuali in cui versa la realtà aeroportuale. L'adesione allo sciopero è stata elevata, anche se tamponata dai molti dipendenti interinali e part-time che non hanno partecipato. Cub Trasporti ha previsto l'astensione per 24 ore, mentre i sindacati confederali CGIL, CISL, UIL e UGL hanno previsto solo 4 ore di sciopero nella fascia centrale della giornata. Su circa 550 voli in tabellone, i 200 voli cancellati ad ora hanno creato comunque diversi problemi ai passeggeri che hanno viaggiato da e per Malpensa durante questo ponte di spostamenti. Lo sciopero, che era già in programma il 19 di maggio, ma rimandato ad oggi per rispetto dell'alluvione in Emilia-Romagna, sta avendo successo, ha riferito Luigi Liguori, segretario generale della FILT CGIL di Varese. Speriamo che arrivi il segnale che le società di handling che operano a Malpensa adeguino i salari e le condizioni. Andiamo ora a Sommalombardo, dove un'auto ha avuto un incidente ed è finita nel Ticino. L'uomo alla guida è stato soccorso da alcuni pescatori che erano sulla riva e che hanno lanciato l'allarme. Il servizio è di Veronica De Riu. È grave, ma in condizioni stabili l'uomo che ha perso il controllo dell'auto finendo nel fiume Ticino questa mattina 4 maggio. Dopo essere stato salvato dai pescatori, l'uomo è stato portato con urgenza all'ospedale di Circolo di Varese dagli operatori del 118. È successo questa mattina in via Alzaia del Ticino, a Sommalombardo. Per causa in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo finendo in un canale. L'uomo è stato soccorso da alcuni pescatori che erano sulla riva e hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra di aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo del Drago 153 e dei sommozzatori. I subacquei hanno verificato che all'interno non vi fossero altre persone e si sono adoperati per il recupero del mezzo, che è stato eseguito grazie a un autogru dei vigili del fuoco arrivati da Varese. Varese. Si concludono questa sera alla Schiranna i 4 giorni dell'Urban Lake Street Food, un festival del cibo allestito in Piazzale Roma, che ha goduto solo in parte dei favori del meteo. Ma giugno sarà ancora il mese della Schiranna, come ci spiega questo servizio della redazione. Si concludono stasera alla Schiranna i 4 giorni dell'Urban Lake Street Food, un festival del cibo allestito in Piazzale Roma che ha goduto solo in parte dei favori del meteo. Oggi, giornata appunto finale, il maltempo ha condizionato l'affluenza di visitatori, anche al Parco Zanzi, anche in riva al lago. Giugno è il mese che mette però al centro della scena la Schiranna. Scatta infatti il conto alla rovescia per la seconda tappa di Coppa del Mondo di canottaggio, dal 16 al 18 giugno, ai nastri di partenza tutte le migliori nazioni e alla grande valenza sportiva si aggiunge l'indotto. A Varese arriveranno 750 atleti, più tutto il contorno di organizzatori, tifosi, turisti. Date insomma, quelle dal 16 al 18, da segnalare sul calendario, e la Schiranna gonfia il petto. La vocazione turistica, trainata anche dallo sport, prende il largo. Andiamo ora ad Angera. 150 euro circa è il bottino del furto messo a segno nella notte tra sabato e domenica nell'ex sala mensa della fabbrica dismessa S Gym, in località Soara, da alcuni anni trasformata in sala per mostre d'arte. Il denaro era il frutto delle offerte lasciate dai visitatori, infilate nel collo di una damigianetta posata sul tavolo centrale del salone. Ad accorgersi della sparizione del contenitore in vetro e del denaro è stato Cosimo Damiano Latorre, che ha ottenuto dai proprietari dell'ex fabbrica dismessa di poter utilizzare i locali dove pranzavano i dipendenti della ditta appunto come sala espositiva.
Pare che un albero, probabilmente caduto per il maltempo, abbia divelto un pezzo della recinzione, creando un varco di circa 30 cm utilizzato dai ladri, che hanno poi rotto il vetro di una finestra del locale. Le indagini sono in corso a cura dei carabinieri. A Legnano oggi è stata rievocata la battaglia partigiana della cascina Mazzafame. Sentiamo nel servizio di Laura Defendi parte del discorso del presidente della sezione ANPI Mauro Venegoni, primo Minelli. Della battaglia che si svolse in questa cascina e che segnò una delle pagine più gloriose della resistenza legnanese. Il nostro ricordo va a Samuele Turconi, a cui intitoleremo questa piazzetta, luogo dove lui è nato. Ricordiamo vada il nostro ricordo alla Piera Pataneo, che fu decisiva per la liberazione di Samuele, già condannato alla fucilazione. A Guido Venegoni, che insieme al fratello Mauro, che successivamente verrà trucidato, lo trasportò sulla bicicletta dall'ospedale di Busto Arsizio alla casa della partigiana legnanese Angela Rogisi in via Novara, dove verrà curato dal dottor Tornadù per le gravi ferite riportate nello scontro a fuoco con le camicie nere. Questa battaglia ci ricorda cosa fu la Resistenza. Essa fu un'organizzazione militare ma sostenuta dal popolo. Infatti alla liberazione del comandante Turconi parteciparono i medici, gli infermieri, le stesse suore che, distraendo i fascisti, facilitarono la sua liberazione. A Cairate, invece, corteo di inaugurazione del Palio. Vediamo com'è andata in questo servizio di Elisa Ranzetta con le immagini di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz. Si ripete la tradizione a Cairate, come nel 1979, quando per la prima volta il paese venne diviso in 6 differenti contrade pronte a sfidarsi. Si è aperto domenica pomeriggio a Cairate il Palio dei Roioni, appuntamento di inizio estate, a cui il paese valligiano ha rinunciato soltanto in 3 occasioni dal momento della sua istituzione, una volta per la pandemia, un'altra quando i lavori di ristrutturazione dell'Oratorio San Luigi sotterassero ai contradaioli il terreno di gara, e la terza all'inizio degli anni 90, quando l'alluvione si abbatté sul territorio sconvolgendo tutto e tutti. Per la solenne apertura dell'edizione 2023 sono tornati a sfilare Castellane e Damigelle, Cavalieri e Giullari dei 6 Roioni. Da qui a domenica prossima sarà un susseguirsi di gare e competizioni sul campo e nei circoli, sino al gran finale, poi visto per domenica 11 giugno con la corsa degli asini alle 18:30 in oratorio. Infine lo sport, basket, l'allenatore Matt Brasi potrebbe restare sulla panchina di Varese, ce ne parla Giuseppe Sciascia. Perso l'assistente Paolo Galbiati, l'Opeggio Metis conta di trattenere il capo allenatore Matt Brasi per programmare un 2023-24 all'altezza dei playoff cancellati dal caso Tepic. Ancora 11 giorni fino al 15 giugno per il tecnico statunitense nella ricerca di un posto tra gli assistenti del campionato NBA, da cui era provenuto nell'estate 2022 per accettare l'offerta da capo allenatore a Varese. Sembra però che la prospettiva di una panchina nel ruolo di lead assistant coach, ossia uno dei primi 2 degli staff lunghissimi dei professionisti, anche 6-8 allenatori a supporto del capo, sia relativamente poco probabile. Addirittura chi si sbilancia parla del 90% delle possibilità che Brasi torni a Varese. Una chance che aiuterebbe sicuramente l'Opeggio Metis a trattenere Markel Brown, che lo scorso anno scelse proprio i colori biancorossi per tornare a lavorare col tecnico già avuto nel 2018 in G-Liga, Rio Grande Valley Vipers. L'altra chiave per confermare il giocatore della Louisiana sarebbe l'accesso all'Europa. Ottima possibilità, sempre secondo fonti societarie, per ottenere una wild card dei Basketball Champions League, dovendo partire dai preliminari, ma poi importerebbe poco. Varese sarebbe anche disposta a organizzare in casa il torneo di qualificazione nella ultima decade di settembre, pur di riavere il suo bomber. Intanto domani, lunedì 5 giugno, arriverà per qualche giorno a Masnago in prova il giovane Gianmarco Arletti. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di Prealpina torna domani sera alle 19. Buona serata e buon inizio di settimana.